Bene, e adesso finalmente si passa a una canzone in friulano, e quando si diceva veronesi si canta in friulano, i veronesi facevano. Perché insegnare il friulano ai veronesi non è molto facile, e quasi quasi un'esperienza abbastanza complicata, anche traumatica per un friulano, con lo ciol, una discussione insomma. Però insomma sono stati bravi e quindi ci siamo integrati anche in questa lingua complessa, un po' difficile, ma che sicuramente sa raccogliere tantissimi canti popolari. Voglio fare un piccolo aneddoto. Io ho fatto il servizio militare nell'88 e nell'89 un certo signore di Remanzacco, che era il capogruppo, chiama e mi dice: perché non organizziamo un coro, un raduno di ex coristi? Diciamo che da lì è partito un po', sicuramente le varie annate si trovavano, e mi fa piacere questa sera che ci sia qua questo benedetto Naio Rizzi, perché ti ringrazio perché quella volta lì che poi tutti noi con il tempo, che poi abbiamo fatto altre cose, mi fa piacere averti qua. Questa sera mi piace anche sentirti qui presente, perché mi ricordo molto bene, è passato qualche anno, ma insomma vuol dire che poi piano piano tutti i gruppi si sono riavvicinati e adesso siamo un gruppo solo, una famiglia sola. Però questa sera, se noi siamo qua, non è, c'è sempre qualcuno che si impegna per fare questo, ed è un vostro paesano, che non lo presenti, ed è il buon Valerio, ex corista. Come sono corista c'è casa e quindi va sempre tutto bene. Poi sappiamo che il buon Valerio, il primo che non è un pesce, ha fatto gli anni, no? 55 anni. 50, ha deciso di fare il 2020. Vi ricordate il 2020? Tutti a casa, ognuno a casa sua, per non fare festa, tutti a casa. Questa sera invece siete a 55 anni, quindi adesso tu stai lì, ti canti in prima fila da San Piero, poi sai cosa succederà dopo il concerto. No? Okay. Ti mando un aereo da San Piero.